Quando è stata fatta la legge della bonifica nel 2009, nei bilanci del 2010 avevamo a disposizione quasi 10 milioni di euro per tutto il mondo della bonifica. Oggi si riducono a 2, dei quali 850 appunto per la manutenzione ordinaria. Con questi fondi, se si ferma un'idrovora, il Veneto va sott'acqua. Questa è la considerazione del presidente dell'Associazione dei Consorzi di Bonifica del Veneto all'apertura della stagione irrigua a Colonia Veneta. Pochi fondi in un tempo dove le guerre stanno portando alle stelle i costi di energia. Da un dato sono 25 milioni di euro quello che i consorzi di bonifica spendono ogni anno. E quindi capite che anche un leggero scostamento rispetto a quello che sta succedendo per il mondo e l'aumento dei costi energetici può essere veramente impattante. Se pensiamo che tra l'altro il 40% del territorio veneto è sotto la superficie del mare, ci rendiamo conto di quanto è necessario il lavoro e le opere dei consorzi di bonifica. Un appello raccolto dalla Regione. Ci sono pochi soldi per le manutenzioni, però se si ferma un'idrovora non ci sono i soldi per farla ripartire. Qui è un problema, soprattutto nella zona del Polesine. Sì, è un problema, i soldi vanno trovati, punto. La sicurezza idraulica è sicurezza del territorio, cioè è la nostra sopravvivenza, non è che sia una cosa su cui possiamo discutere se vale o meno la pena. No, è sopravvivenza di un territorio. Risorse per la gestione delle acque, quindi, come per il Consorzio LEB che riunisce 3 realtà, l'Adige Euganeo, Alta Pianura Veneta e Bacchiglione, e che gestisce un'infrastruttura lunga 48 km servendo 350.000 ettari di pianura nel cuore del Veneto. Ma il LEB ha anche una marcia in più, un centro sperimentale per lo studio delle acque e dei canali che oltre ai 3 consorzi fondatori vuole aprirsi alle altre realtà venete, condividendo esperienze e applicazioni, come ad esempio trasformare un'erba infestante di acqua dolce in barriera difensiva contro l'eccessiva salinità che uccide la laguna. Perché quello che sperimentiamo qui è un problema che hanno tutti. Pensiamo, noi abbiamo metà Veneto che è invaso dalla porracchia, che è un'erba infestante. Noi sono 2 anni che con l'Università di Padova la stiamo studiando, adesso ci manca l'ultimo anno, è l'anno delle soluzioni. Quindi questa va condivisa per forza con tutti i consorzi di bonifica.